La splendida location del Castello di Susans di Maiano in provincia di Udine dal 2010 è stata eletta epicentro, casa madre del Festival Maravè, dedito all'arte visiva e allo spettacolo contemporaneo, e nato nel 2002. In pieno svolgimento qui al Castello di Susans di Maiano l'inaugurazione ufficiale del Festival Maravè Ludo. Votato al tema del gioco, si sta aprendo al Castello di Susans con la presenza e le introduzioni, i saluti delle autorità e con un pubblico ormai affezionato che ci segue da diversi anni. Pubblico che sta attendendo l'apertura del maniero e sta osservando lo sviluppo sulla facciata del castello di questa immensa proiezione, di questo videomapping ideato e realizzato dagli studenti con il sostegno dei docenti del Liceo Artistico Sello di Udine. È questo l'ingresso di Maravè Ludo, la prima immagine in movimento che annuncia il concept dell'intero festival. Maravè Ludo si suddivide in 4 sezioni. Le sezioni le ho prese a prestito dal sociologo Roger Caillot, che suddivide i giochi in 4 tipologie. Quella della mimesi, il gioco inteso come mimesi, come maschera, il gioco inteso come azzardo, laddove entra in scena il destino e il caso, il gioco inteso come vertigine, che presuppone quindi una perdita di equilibrio sensoriale, un viaggio emozionale, e il gioco inteso come competizione, come una vera e propria gara. La sezione della mimesi ospita i dipinti dell'artista Luca Suelzu, pittore iperrealista che in questa prima sala propone una rilettura dei giochi e dei balocchi d'infanzia. In questa seconda sala della sezione dedicata alla mimesi, Luca Suelzu presenta 2 autoritratti al quale fanno il verso le 2 attrici teatrali Claudia Contini Arlecchino e Rita Maffei. Quindi davvero il pubblico sta entrando sulla scena dell'arte in una sala che è stata allestita, progettata come una sorta di camerino teatrale. Il percorso della mimesi continua, arriviamo in questa terza sala con ancora 2 ritratti di Luca Suelzu, con un allestimento scenico che ammicca alla sala da pranzo. Giungiamo ora al salone dedicato al gioco inteso come azzardo. Qui sul fronte dell'arte visiva abbiamo 4 sculture di Anna Galtarossa, questi fantasmi appesi a soffitto che ruotano su se stessi. In questo stesso salone si sta svolgendo la performance di Enzo Minarelli, poeta sonoro che dagli anni 70 ricerca e lavora sulla poesia, sulla parola che si versa anche sul fronte dell'arte visiva. Una vera e propria vertigine l'ingresso in questo immenso salone al secondo piano del castello, innanzi alla videoproiezione interattiva del giovane artista toscano Michelangelo Bastiani, che ci propone una fetta di mondo, una fetta di natura, innanzi a questo iceberg con dell'acqua proiettata a terra che si muove in base all'afflusso e al riflusso dei visitatori. Ad annunciare, a suggerire questa interazione abbiamo 2 giovanissime danzatrici. Qui le sezioni della mostra si incrociano, abbiamo
il gioco inteso come mimesi competitiva innanzi al video di Giovanna Ricotta, che è presente anche con una performance live che fa il verso a questo suo lavoro di qualche anno fa. Il piano terra del castello è dedicato al gioco inteso come competizione, una vera e propria gara tra arte e tecnologia, tra lavoro dell'artista e interazione che su questo lavoro si richiede al pubblico. Il comportamento sociale degli animali videoludici è il titolo di questo diorama performativo ideato, progettato dall'artista visivo Mauro Ceolin con il coordinamento, per quanto concerne l'aspetto performativo, di Martina Tavano e dell'atelier Enido Danza. Posture e dinamismi assolutamente curiosi da parte di queste danzatrici che fanno il verso, ma dopo lunghi studi, alle posture e alle movenze degli animali nei videogiochi, il tutto su direttrici vettoriali ben diverse da quelle che connotano il comportamento umano. Ancora gioco come competizione, assolutamente interattivo, con il video e la pagina web dell'artista californiano Mark Chiat. Dopo la grande inaugurazione in castello e dopo la settimana di incontri e performance previste, continuate a seguirci perché stiamo già lavorando per i prossimi appuntamenti, per i prossimi eventi che si terranno fino a marzo 2017. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e sul sito www.progettomaravè.com e sui social.